Un problema per tutti i pendolari che vanno a lavorare, devono arrivare perché dopo a lavorare loro non è che capiscono che è successo questo incidente, anzi non se ne sbattono. E purtroppo le persone restano male per tutto il giorno per quello che è successo per colpa di qualcun altro. La rabbia dei pendolari che a Due Ville non sono riusciti a raggiungere in tempo scuole e posti di lavoro a causa di un incidente avvenuto nel passaggio a livello nei pressi della stazione. Alle 7:30 circa un bus carico di studenti ha cercato di attraversare i binari della linea Vicenza-Schio, nonostante una delle sbarre fosse rimasta bloccata a terra per un guasto. In attesa dell'arrivo degli operai per il ripristino, il passaggio a livello era presidiato dai carabinieri che regolavano il traffico a senso unico alternato. Pur muovendosi con massima prudenza, l'autista non è riuscita a completare la manovra nel varco in un tratto di strada inclinato, finendo in retromarcia contro la seconda sbarra che con la punta ha perforato il vano motore, provocando la fuoriuscita di olio sulla carreggiata. Mentre si attendeva l'arrivo dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area, un secondo pullman è stato fatto convergere per ridurre il disagio dei tanti studenti che occupavano il mezzo pubblico. SVT ha dichiarato di aver contenuto il ritardo in circa 20 minuti. Il traffico dei treni però è stato sospeso fino a metà giornata, con lunghe code di automobilisti in via Roma. Una mattinata di passione per un guasto di passaggi a livello che si ripete troppo spesso per i cittadini. I passaggi a livello a Due Ville, come stava cercando, sono un problema da sempre. Bloccano la viabilità e adesso questi ultimi anni con l'elettrificazione parziale è un po' migliorata. Però sempre bisogna fermarsi e a alcune ore ci sono delle file. Succedono queste cose perché sa, via vai di traffico avanti e indietro, può succedere incidenti, di questo caso è che provocano disagi tante persone. Ci vorrebbe appunto qualcosa insomma da eliminare questo. Ecco, mi scusi ma hanno aperto.